Amigos e amigas, depois dos sonos, ben acataus, un saluto umano, come sempre, Idealissimo Mura, benito rauso, un altro arroghetto del suo viaggio cosa nostra in Sardegna, oggi andaus in su Gavo de Bascio della Sardegna e dopo deus attoviendo il amico nostro Matteo Leone. Saluti Matteo, Ciao, tutto bene. Sono a San Mao. Ah, sono chiuso, ma scusa. No, non lo faccio mai, non mi piace. Ok, certo. Tutto a posto? Certo. Tutto Bene. In Sarasa, bene agattao, beni in su programma nostro, fuori due sono, uno pago de fuedos e uno paghetto de zono. Certo. Questo è San Misturo e San Miscela, che ponio su a intro del suo programma Cosa Nostra. Cominciamo su contenti ai spettatori nostri, chinisesi, commenti di se accostavo a sta musica, quando si cominciavo, insomma, fate su uno pago, uno quadro, cosa tua. Mi chiamo Matteo Leone, sono da Cadeseda. Ho cominciato a musica da piscinetto, da proprio piccino, ho cominciato in una banda del paese, una banda Questa banda musicale? A 4 anni. Cominciavo. Niente, mia famiglia è tutta fa musica. Sì. Mio babbo grande, ho letto in una banda, Alfredo, mio babbo grande, o la maestro della banda. E niente, dunque ho cominciato così. Poi dopo sono andato a Bologna, studio jazz, sono tornato qui a Cage. A Cage ho cominciato a studiare al conservatorio a batteria jazz e dopo sono passato a chitarra. Wow. Hai ci sei. Quindi, bella questa cosa, insomma, una famiglia di musicisti, sapete Sì, Leone sono tutti... Tutto sono musicisti, sa. Ecco, questa è una cosa bella, è una cosa, pensa, di sicuro, di importo, no? Una cosa importante, questo percorso cosa tua. Hai dentro questa musica in domo di Pitticcheddo, è una cosa, una prenda, un esempio, una prenda preziosa, no? Una possibilità di che metas Iantoffio e metas non antidento. No, certo, stato fortunato. E certo, ecco, però canto è stato di importo questa cosa, canto di da intendisi, canto sei Matteo Leone e vai su musicista proprio perché sei dentro questo, in inglese si narra da background. Penso che è stato fondamentale, perché questa cosa qui, ho conosciuto questa cosa qui e questa cosa cominciò a studiare meglio e niente, è stato importante. Certo, è importante in meda, Tanto. E poi, finza adesso esperienza di gente, di questa famiglia che sta dentro questa banda musicale, in Sagali si cominciato a suonare. E ti suonaste in questa banda? I querci, i pia. bello. Percussioni comunque. Quindi, Sì, i querci, i tamburo, a cascia, comunque ho percussioni. tamburoso, percussioni, sì. C'è sta ancora questa banda in Calasetta? Certo, c'è anche una banda musicale, certo. Che è ancora zona da chi quando sono queste feste, sei tappati. Quanto Sì, quando cominciamo ho anche i funerali. Sì? Ho fatto tanti e mi pagavo 10.000 lire. Certo, 10.000 franchi. 10.000 franchi. A funerale. D'ogni interro. Certo. Bello questa cosa. Ecco, contasi un vago questa banda musicale. Questa banda musicale è in mezzo al logo su una cover rendido a regione di questa gente, è una potete suonare un logo musicale di importo voi bida nostra. No, non c'è una scuola di musica, c'è questa banda musicale. Penso a gente che ha potuto maniera di intervistare. Penso a Zoe Pia, no? Zoe Pia è una musicista ormai meta connota e Zoe Pia nasce all'interno della banda musicale di Mogoro, casa che a suo babbo via da su, e sta ancora su maestro della banda musicale, quindi è un'esperienza lunga. Canto è importante voi bidda questa cosa della banda musicale? Allora, in tuo paese non è altro che un centro di aggregazione, la banda è proprio un centro di aggregazione dove ti trovi i suoi noti, un po' più grandi, veggi. Dunque, un paese piccinetto è proprio un centro di aggregazione, a banda. Un luogo, questa gente arriva, si aggrega, si può non è altro, dunque ti piace la musica e la banda. Calasetta non è manco vittia, quanti tanti si fa? 3.000. Manco vittichedda, poi mancai quando vi sta vittichedda tu vedo paghetto per un anno lavoro. Sì. Ascoltava Covaco, però poi si conta, insomma,
in cui si è partito, si su Pesau in questa banda musicale, in cui si decide di andare in Bologna. Questa cosa da tennis in suo coro di Praci, il fatto che si andava fuori, si imparava cose e si è tornato a noi. No, è fondamentale. Questa esperienza estetica questa. È fondamentale perché ha versioni diverse, insomma, che ha un punto di vista diverso dal paese, che è normale, il paese è piccinetto, la mentalità è ristretta. Dunque, quando usciti da Sardegna è fondamentale. Poi mi sono andato anche in Inghilterra, a Travaggio, insomma, sono stato tanto tempo. Cantando su di questa, quando sei partito questa prima volta, quando sei andato in Bologna? A 17. Vista pittichetto, insomma. Sì. E quanto tu hai fatto? Quanto tu sei parlato? No, un anno. Un anno fetti. Studiendi? E ti piaceva di Bologna? Poi ti sei scioperato proprio di andare a Bologna? Non so perché un mio amico che non va lì mi sono andato. Non è stato proprio vago a Bologna perché mi piace. Poi è stata una città bellissima. E ti piaceva di quando vi a Stenguni? È piccinetta, non è grandissima, è più grande che però che tutto dentro l'orte, la musica è bella forte. Sì, è sempre stato un luogo reso culturale, no? E uso dentro in questo anno che un ospiti che ha tentato maniera di studiare in Bologna, di conoscere Bologna, di vivere in Bologna, e finché si è dato da praticare quando vi avete proprio ticchettato. Un centro culturale di importo, no? Un luogo che voi in suo tempo si è mudato ora, ma penso ai anni 90 è stato uno dei luoghi che nasce con noi sul genere di cosa mio, sul rap e nasce certo. No? E c'è tutto questa musica indipendente è un luogo di importo. E ti sta parlando di questa esperienza? Ma niente, sono andato lì e ho scoperto il jazz. Dunque, io non sapevo niente del jazz, cioè un po' studiavo perché ho cominciato a Sant'Anna Resi Jazz. Ho suonato anche il palco quando ero piccinetto, 13 anni. Però il free jazz non sapeva niente, dunque sono andato lì e è stato tipo a boom. Sì, su free jazz, no? Sì. Casi che Sant'Anna Resi su free jazz. Anda a me. Lo so, insomma, troppo ma chi lo so, infatti. Di pragia da commenti che è stata questa cosa più bella del suo mondo, su free jazz. Si tanti contava. E quindi, insomma, si scoperto su jazz. E apposto si de Bologna, di si tornava a noi. Si è arrivato in Sardegna e per essere più preciso in Castello. E ti sei fatto? Conservatorio. Ho fatto triennio jazz, batteria. Sono stato più di 3 anni comunque, e lì cominciò a fare musica più seriamente, insomma. Da prima con jazz, la batteria e dopo cominciò appunto a chitarra, ma più avanti. Hai pagato il suo diploma? No. Lo so. Vabbè, poi insomma non è che uno debba essere per forza diplomato. No, è la storia, ma non mi vuole parlare. Anda bene, non ti puoi dare, non ho nulla, certo, però potete essere che voi insomma adesso tanto un po' di srepivolo manca in un altro momento, certo. Però voi insomma vi sta studiando in batteria, tamburo su una rosa no? Però devo dare sempre più con questa chitarra in mouse. E che succede a un certo punto? Non so, la situazione che è la storia che non voglio raccontare, però la principale causa. Ho smesso di suonare per un periodo. E poi sono andato al Pitosfero, che è un bar in Carbonia. E dentro era un svenuto che portava a cigar box, che aveva una scatola di sigari, con dentro una chitarra però la scatola di sigari. E si chiama cigar box. E mi sono questa cosa qui, provo a testare la chitarra.
wow. E dengue si adesso parte per sì, mi dà racconto su Vitosforo. Vedo sul localletto di Carbogna si fa live. È un bello localletto. È cominciato tutto. È cominciato dengue. Insomma, pensa quando ti sei iscritto al conservatorio, vivieste in Castello di Brasile o andaste a Torrasta? No, qui a Caggio. E differenze con Bologna, pianta a me, no? Sì, però Bologna anche più piccinetta, però non è un mo', quello è differente, la situazione è differente, un mo' fa tanto, fa tanto. Tu direi, poi insomma, uno dei Galasetta, certo, Sommari non puoi mancare, che non visto in Bologna da mancata, Sommari. Tanto. Il rapporto desi con Sommari? Viscerale. Per esempio, acqua sono a Carbonia, non a Cadesseda, e a mezz'ora, un morto a mezz'ora, e mi sento strano, non sono abituato a aprire a finestra e di fuori un mo'. Beh, per questo che punti nasce in Loghe Mari, Bibbio se pensa in Loghe Mari, su Mari è dentro. Andava, devo andare. Noi andiamo sempre a Ciccai, in Ividas, le cose musicali che succedono, quindi è dovuto su una rubrica che si chiama a Tovius e Festas. Jamal Memorial è un evento musicale che nasce di Porragodai, un amico che è venuto a mancare ormai già una decina di anni, noi abbiamo pure su noi in location, impari a tutti gli amici che vengono a supportare questa situazione, musicisti, artisti, c'è chi suona, da chi disegna, da chi fa di giocoleria, insomma, te ne sono dedotto, perché comunque sono una bella cricca di amici che anticonnota Gianmarco venuto in arte Jamal. Una cosa che ogni anno facevo sempre con un pro coro, perché noi questa cosa si piace a raccontare a Gianmarco in questo modo, perché comunque noi sono andati nei festival in tutta questa situazione, si commenti su Sardegna Reggae Festival, per questione di evento su sardo, sul medio giamaicano, e ho sempre bivio questa cosa e quando è venuto a mancare, noi esunau. Sicuramente è successo un mese prima del suo compleanno e via da già organizzando questa festa. E nasce un diversa festa di compleanno e poi diventa un evento che ogni anno a fine di sempre questa ricorrenza. Occanno sono sotto edizioni. Tenevo in su palco meta gruppi che hanno partecipato a bella varica di edizioni, gruppi che non hanno mai dentro l'opportunità di suonare, perché c'è qualcuno che vive in forza, o che hanno tenevo su un pacchetto di reunion, infatti o che hanno tenevo su tutti i gruppi che non suonano tanto 8 anni. E questa cosa principale di questa edizione è questa. Che comunque c'è su noi dei amici che hanno raccontato Gianmarco e su noi dei gruppi che si ancora a suonare in pari, poi supportare questa cosa e azziare su tutto con questo sorriso su palco, commenti di ogni anno e commenti di tutto il giorno. E si usa ancora in compagnia di Matteo Leone, noi, Fuedus e Sonus, ancora in compagnia delle signore in arti su Maestro Matteo, insomma questa cosa del Sommari mi piace in meta. Sommari dopo stimo me, Sommari, a verità mi piace finché sono Monti, che anni dopo Vassilleni, dopo una bella Vassillaneta, vinciando a Monti, però Sommari è sempre stato una cosa, è poi che tu, è romantico Sommari. Certo, no? o è romantico ma anche pericoloso. Certo. Questo tu scinti, plus che tu ischi Sommari tu conosci bene, aspetta, succede meda che ischi non conosci i Sommari, si incettano anni, te fai, ischi di benti da fare pure, ma i sardos e ischi bivi di Sagosta. Che a Sommari è pericoloso tu usciti. Lo so, anche gli altri. Ascolta, quanto entra da Sommari in sa musica cosa tua? Quanto mari c'è? L'ultimo travaggio è tutto mo. O è solo mo, se parla solo da mo. Perché non è che non è altra cosa, però un mo apporta fondamentale da cultura tabarchina.
sono partiti da peggio, andò a Taborca sempre pigiò a Borca, non è altra cosa che... Sommari. Contato su nuova chiedo questa è una cosa bella, insomma, sempre connota sta storia di sta barchino, sono che poi a Savini punta proprio su in Carloforte, prima Certo, di arrivare in la Calasetta. prima E come sta chi Callincuno si ci andava poi in Calasetta? E che succede? Questa roghetto mi manca da. Allora, a cosa le uscì? Non tutte le persone in Taborca sono riuscite a scappare, ok? Dunque sono ho riscatto come si chiama? A Savoia, Certo. o Carlo, ho pagato il riscatto e dopo fondo Cadeseda. Ma insieme a Cadeseda anche non solo Tabarchin ma Piemontagi, Ah, ecco. un piccolo porto di Piemontagi. Ascolta, dovresti un bello rapporto entro De Galasetta e Carloforte o non si può in TV? Dovresti Non si può- campanilismo. Non può, no, sì e no. O le strana situazione. Ma mica non ho niente. Per me, allora, mi sono tabarchin come due paesi sono tabarchin, cioè non è differenza. Per me non è assolutamente. Magari per altri sono arrivati prima, gli altri non siamo proprio un'isola, che sordi, che... Comunque, vabbè, una Insomma, situazione la questione è particolare. longa. Su da barchino che si può adesso proprio? O le differenze magari d'accento, piccole parole, ma fondamentale è lo stesso. Bella questa cosa, mi piace. Ma di sempre non reso affascinato, no? Sì. Cioè, questo fatto che in Sardegna dovresti, anzi, due punti, due logos, non si può, è una lingua che non si sa, non c'è proprio nulla. Lo so. Ci da me, sapete voi, insomma, chi anda a Vinza in Salichera si può su catalano. Certo. Ci andati, sono minorie a intro di una minoria, quindi ancora però è sempre una cosa, questa una storia, questa una storia. E questo entra da vita questa storia cosa tua, casi che a sto da barchino, insomma, entra in scanzoni cosa tua, sa? Ma non è stato così Facile, automatico. No. No, Contasito, canto perché entrava. infatti chi mi ascolta tabarchin, come le parla, le parla, non parlo benissimo tabarchin perché in casa non si parlava. Da me. No? Mia mamma, mio babbo parlava, mia mamma italiano inglese e mio babbo italiano e francese. Dunque si parlava francese. Sì. Quindi insomma una famiglia poliglotta, no? Sì, no, è stato, ma che mio babbo quando mi piccinetto lavorava in Africa, Ecco. Mauritania, in cui parlava francese, questa cosa. Certo. Dunque, quando piccinetto le veniva tutta la gente inglese, francese, tutto, e non si parlava tabarchino. E tu come che ti sei posto a praticare, come che ti sei imparato? Ho sempre sentito la lingua su quello, comunque lo legge per parlare su. Poi ho cominciato da più grande, cominciato a studiare. Mi sono messo a studiare la grammatica, tutte queste cose, bravo. perché mi piace, l'esteta per me è una sorta di autoanalisi, riscoperta del mio ragazzo. Certo. Perché prima non che non mi fregava niente del mio ragazzo, però sono stato sempre programmato per a mio de feu. Dunque Europa, America, sempre... Certo, sì. Non dentro un piccolo paese, insomma, sono stato un programma, mio babbo e mia mamma. Certo, dei viaggiatori, insomma, delle persone che hanno bivio, che hanno traballavo in foras, la prospettiva non fi accusa di una bidda vitica de Susulcis, anche ai vessa tabarchina. No, sì, è stato lo stesso se ho Sant'Antioco, insomma, non fa differenza un paese che deve essere. Asi no, is reginas cosas tuas, sa lingua su da barchino est a intro de due. Canto est de importo questa cosa de mantenni via una lingua come te gusta? Penso che è tanto importante perché è una tradizione completamente diversa. Dunque, se si smette di parlare, questa cosa lì finisce così, insomma, non si va avanti.
In Calasetta si può da su da barchino sì. in Meglio cioè, di me. andavo cioè che andavo in bottega, andavo a piccare il suo paese, tu precontavi su il barchino. Ti rispondi? Sì. Siete poli, sì. È bella questa cosa, quindi certo. insomma è via. E spippiuso tu vuoi tanta? Sì. Cioè, no, che insieme al paese, insieme a Caroforte, che adesso di Caroforte sono i paesi che si parla di più il dialetto, cioè la lingua. Anche in tutta Sardegna. Quindi è... insomma questa cosa che non ci diamo manco da una cosa da importo, quindi si mantiene di questa 70%. esti identità. Ma è importante perché è diverso. Se si parlava sordo, non ha forza, non ha interesse, magari se parlava lo stesso, però non così. Invece che è un'altra lingua, totalmente diversa dal sordo, che poi usenaise è non razzista, però Su singoli, no? però insomma le piogge a diversità non è che così più non le piogge tantissimo. I de Calasetta si intende in sardo o non si intende in sardo? I de Carloforte sardo proprio non si intende, no? Ancora non tutti. Andiamo in Sardegna o dico. C'è inclusione, no, mia mamma grande da parte di mamma le sorda, insomma, o le del tuo lato. Mi sento stabarchino, mi sento sordo, come mi sento tu. No, uscì, mica tu sono tipo tu. No, lo so, però sono uomini del mondo, certo, che girano, no? Certo. D'Europa. Ascolta, chi sto lendi dei due, però, arrivando perché dovuto su personaggio cosa tua. Callesti, su vuoi dare del fatto che si nasce e pesavo in un ambiente musicale, quindi sa banda musicale, sa famiglia, nonno do, babbo do, insomma, sa famiglia in generale, è una famiglia musicale. Tu invece, che le punti stati su riferimento su musicale di cosa stuso? In suo senso, a parte sa famiglia, chi ti ascoltasta? Ma piccinetto o... No, ma che quando si cominciava a comprendere questa musica. Cominciavo con Bob Marley. Ecco, sul reggae, d'ora certo. sempre. Certo. Cosa nostra. Poi, come ho scoperto il rock, anzi, a fondamentale intermedia, che è stata una puntata, non mi ricordo il programma, su TMC2, che ha una band che si chiamava Pantera. La Pantera. Ho visto il video Revolution is my name e sono stato, cosa è questa cosa qui? Insomma, da lì ho cominciato a ascoltare metal, rock, passo reggae, ho dimenticato. Cioè, ascolto ancora, però passo a un metal. Questa cosa del sul metal, ogni tanto d'ora, c'è gente in metal che cominciava con cose estreme, sul metal all'estero non va No, certo. E poi averla a druccio, su sono cose sue, finché si arriva poi a su chi vai si muove. A parte questo su chi punti i nomini, se ne reso che tanto aiutavo a riformare commenti musicisti, ascoltatori, ci punti artisti che hanno questo su punti riferimento mio, questo su punti, le cose che sa dei scale non gli appesse su chi zeo. Allora, Led Zeppelin. Quindi sul rock classico, no? Sì. Poi Awa... Tinariwen. Quella è una band africana. Sì, tu conosci bene, insomma, appunto sahariano, no? Certo. E su sono del Susara, che vuoi saccato da pizza? In produzioni di cosa stua, sai, non sono chi mi anda a me da. Io sono punti, come intenai, Sawari. Sì, quindi insomma, una popolazione che viaggia, no? Chi vive sul deserto, chi si muove. Ecco, come te che sei accostato a questa cosa? Come te che ti no, sto non mi piace. Perché mio babbo è stato in Africa, certo. E mi sono stato un anno in Africa, insieme a famiglia, tutti quanti. Questi swing qui mi ricordano proprio godrendo. Ma via sta più? Certo, 4 anni. 4 anni? E quindi stava a rare questa memoria questa cosa? Sì, non è benvenuto. In Mauritania via sta? Sì, a Nouakchott. Comunque, quando cominciò più grande a scoprire la musica africana,
Ma non mi ricordo. Certo, ti torna da nascere intro questo qualcosa dentro che si muove. Bella questa cosa, bella. Tu però è cosa mi dai subito, che devo ci scelta di dopo Ti domanda. piace, Che no, è bello a scoprire questo personaggio andando, Ciani insomma. ciani. Certo, Vince da Sudafrica in solo, quindi in noi si comprende in tuo pacchetto delle cose sempre uso questa musica cosa tua, no? Andavo solo un pacchetto uso a fondo. Ascolta, un anno vetti a 4 anni sei stata esperienza a manna in Africa. Sì. Canto de sta parrau de questa cosa? Due sei torrau andai, attento maniera de... No, in Maritonia, ma in Tunisia sì, in Marocco, insomma, Nord Africa sì, ma Mauritania no. E quando sei torrau andai, ita... O A deserto. parra da un pacchetto de Africa e Sì, sudoro, no? sì, o S'Africa deserto, insomma, un deserto per me ha la stessa situazione, emozione che mi do. Perché praticamente lo è uguale. è uguale, non c'è differenza. È un mare, c'è di anei. Sì, è bella, Non c'è differenza. Ma poi quando nanta che sia da che ancora non boh, vabbè, vai cicca. Però è vero, che quando andasi in Africa, devo appunto detto stamattina di andare 2 volte, sai. Quando andasi in Africa, è vero, quando ti inciandas, l'assas guarro che detto dei due, no? E tieni sta gana di tornare andare. Sì. Ma che ti può succedere di tutto? No, perché lo poi so. è in un luogo completamente differente dal Tu- stesso mondo. Tanto. Però da parla da questa cosa. Tu intendi su perché questo che si chiama Mal d'Africa? Sì, tanto. Tantissimo. Certo, a Parrada. Si piace da comprendi i gente, che all'incontro fai di disco, che all'incontro scrivi libri, tu contavi in una rubrica, se si era scritto e suonato. Ciao a totus, io sono Gabriele, del suo gruppo Beside Oceans, sono su batterista, in parisi con me due altri su chitarrista Ignazio, Mario Bandel a su basso e Alessandra Taglietti Berton a sabogi. In parisi siamo appunto su gruppo Beside Oceans e noi sono indie, musica indipendente rock, narrau su un vago british, su stile esticus. Io sono nasciuto in su 2016, l'album nuovo si seria da Black and Violet, che è pure una traccia del suo disco. E si ispirato me a parte dei generi di cosa nostra, no? Adesso che ascoltavo. Me da visionario, potevo suonare. Sta cantante, infatti, si è meda ispirata da Bezos, immagini, ma crudedoto forse sì, delle cose che si vinti ogni anno, no? Sai, sfuede su chi narralissa, potenti evocare alcuna immagini meta atmosferica, no? Questa musica, come ti appunavo, è ispirata da meta generi, da un di bene usunoso, principalmente il rock, su generi che insomma accomunano toscano seuso, principalmente sul rock che fa uso è abbastanza atmosferico, però a volte sa potrebbe essere un pacchetto graffianti. Sa voce di questa cantante nostra è meta tranquilla, però musicalmente due ha questo contrasto, no? Sicché potrebbe essere una cosa meta interessante da ascoltare, pure con un palcoscenico come ti può essere questo di arte set sonos. Ancora in compagnia di Matteo Leone, noi in Fuetus e Sonos, ancora in compagnia di Alessio Mori in Artis Maestros, su pretendi de cosas bellas, de tabarca, de Africa, de musica, de vita, de Certo. vivi vinzas in Africa, commentas in Certo. no? Una situazione che però non è che vi sta per un prodotto bello, No. Vinzas che vi sta vittichetto, comprendi sta che ci vieta che hanno fiato tu facile facile, no? Sì, che non so il nome, perché in coprifuoco. No, si vuole in italiano, si comprende del tutto. Non so il nome perché non penso che Certo. coprifuoco è insomma, senti spori, gente che creava tantissimo, insomma, non è stata un'esperienza, è stata abbastanza forte. Forti, di sicuro. Però bellissima, se Certo, mamma, certo. me
messe piccinetta, insomma, l'aspetto. Una bella esperienza, che avarra, insomma, certo. avarra, insomma. Poi a 4 anni si inizia a comprendere i voti. Sì. Cosa O parlo, diciamo, a miei amici negri, piccinetti, pane e cioccolatte qui a Nutella, Sì, pan sì, con sì, sì. Nutella, fretto di gente dentro il canto, quindi mangio... Ma voi questa cosa... non è niente lì, Certo, insomma, non due nulla, cioè, non due nulla. mangio il pan per niente normale, mangio il pan Certo. con Nutella, e lì che è la festa più grande che da vita, insomma. Ascolta, ti punti, quando sei tornato a andare, voi non sei andato Mm. in Mauritania, ma sei andato insomma in Insomma, Marocco, insomma, sì, in sì. Nord Africa. Intendi sta suffrago, no? Mm. S'Africa è un naufrago. Mm. Sì. Quindi a casa sapete questa cosa. Daina, do deserto, è quello quando vengono le fonte. È che io sento lo stesso. Sì, Sì. su proprio frago. Sì. Visi, su mare, su deserto. Certo. È normale. Bene, io so vago fuori dai dessa musica cosa tua, ma se io so poi dai dessa musica cosa tua, casa che esperienza sa intranta in sa musica. Sì. Non so, noi che decidiamo che a un certo punto fadevo si musicista, se si poneva se fadevo se boh, tutto su che io su bivio, su che io su bio, su che io su fragao, su che io su dastao, intrata in sa musica. Quando è che scrisi? Che è su non è stato un momento dessa dinso che ti poni se non la sa, mo scrivo, che hanno arriva da ispirazioni. No, non è un momento proprio. Vengo così, mi metto del gaibo, oppure vengo così. Con sa chitarra? Sì. Scrisi musica e poi testo so come ti hanno. Prima musica, perché mi sono, cioè, fago prima musica, poi il testo. Certo. Però dipende, canzoni che per esempio Angelina ho fatto prima il testo e la melodia è venuta insieme a Paola, però dipende, alcuni direttamente in tabarchino, altri in italiano, e dopo faccio traduzione dipende da canzone, da situazione, insomma. Quindi non è che scrisi No. sempre in tabarchino direttamente, no? Però è facile il tabarchino, insomma, a rima Torrata. sì, Torrata. è simile, insomma. Scrisi a de Dio o a su notti? De notte. Da notte sempre. De Poeta. giorno, no, del giorno sono diesel. Sono diesel, del giorno che metto tempo, invece de notte sono così, sono a TV. Sì, sei Sì. uno che ti piace del Sì, stanotte. vado a dormire alle 4 ore, insomma. Ah, Sì. a Trigadio. Sì. No. Sono Ah, ti sei scioperato un traballo che ti dove dormire. no, infatti. E dove si fai tranquillamente. Infatti. E come ti nasce in queste canzoni? Si proprio ti sezzi e dici no, mi mangio, chitarretta e scrivo. Ecco, ma devi stessi tranquillo, devi stessi non devi No. pensamento, come No, pensa che meglio parlano noi, insomma. Sì. Sì, per me è più facile scrivere quando mi sento uomo, insomma. Ah sì? Mm. Quindi insomma è Sì. una terapia, no? Esatto, per me è una sorta di terapia. Ma tutta la musica per me è la terapia. Insomma, invece, siccome venivo da Zena, invece di spendere soldi per andare al psicologo, mica fa un... Bravo, giusto. Certo, meno spende cose meglio. Certo, è normale. No? Meglio è. Questa questione economica entra. Ascolta, quando è che si scioperato denai, mo faccio su musicista? Da sempre. Sì. Sì. Però quando sono tornato a Bologna magari cominciò a pensare seriamente di fare musica. Però prima, sì, ho sempre suonato, però finiva lì. Però la mia professione è stato quando finivo a Caggio Conservatorio. Poi finivo a fare un musicista. Questa è una cosa bella che fai su musicista di professione. È bello, ma è tostato. Quanto è tostata questa cosa? È poeta. Poi tanto perché non è la situazione magari ormai se te guadagni tanto, ben, però gli altri mai c'è niente.
Niente di niente. Niente, Niente di niente. Nuda. Dunque, non è una situazione per tranquilli, sto lì tranquillo, a famiglia, insomma, non è facile. Per Non niente. è facile. Però spago ancora in Sardegna. Tu ti Sì. sposta a me da Vosonai, no? Sì, sì. Andas a Voras a... Se mettiamo, certo, normale. Zona a Voras, insomma, Sì, sì. in maniera di attoviare a tra gente chi mancai fa di sto traballo Ma prima del Covid, ciò, Sì? però, Mm. però vabbè, Si viaggia da sì, però, sì, si sì. viaggia da, Sono ecco. tornato da poco a Sena. Quindi insomma. Insomma, Ti piace di andare a Genova? È un luogo del suo coro, no? A sì, Pubbio che si è scritto una cosa, no, insomma, intendi in domo? sì, sì, è come sto a qua. È strano, non lo so, fa strano, però mi ho sempre sentito a Sena insieme a Cansuin, ok? Di stornelli, Certo. parlo del posto da Sena, ho sempre sentito, per me è normale, diciamo, Ciassa del Ferrari, però non l'ho mai vista la Ciassa del Ferrari. Insomma, sono detto, sta qui la Ciassa del Ferrari, sono stato sempre a Sena, insomma. Però no, Te sei sempre l'estro stato in Sagonca, no? sì, 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 Certo. però l'estrono, per me è bellissimo. Bene. Ascolta poco, Paco. Foi dentro dei artistas che Mm. in qualche maniera entrano in questa musica di tutto questo che cantano uno paghetto in genovese, ma vince Mm. senta barchino, no? Mm. C'è un personaggio che è un personaggio del suo quale tocca da fuori dai a Marolla, e questo personaggio Lo so. è di André, Lo so. di André non può mancare, No, no, certo. un personaggio che a parte essere accappiato a questa storia di Genova e a questa storia di Italia, Certo. e finza stetti accappiato meda da questa stessa storia di Sardegna, Mm. poi insomma a vivi noi, a scioverò de bene a vivi noi, de si piega sta Sì, domo sì. noi. Esti de importo vo questa figura, est un artista che donesi chi entra in questa musica cosa tua È no? normale. Poeta. È normale perché vuole porre innanzitutto le netto a Peggi, come io, perché noi siamo parte da Peggi. Certo. Comunque, ho netto a Peggi in questa cosa qui le torna. E poi Cresa del Ma, che è l'album, è stato fondamentale per tutta world music italiana, non solo per D'uscire. Tabarchino e Sardegna, per tutta world music è stato il primo album del world music. Sì, durante metas, insomma, esti È considerato... stato fondamentale. E niente, poi sono stato fortunato perché ho visto su no, quando ero piccinetto, mia mamma, mio babbo mi portava chi a casa a fiera Sì. e ho visto da Andrea su no. E si pensavo. Mi ricordo, mi ricordo tu, sì, quindi con un fiasco di vino che suonava, insomma, che ho letto qui, poi pensavo, cavolo di Andrea sto qui, ho Certo. visto. Beh, attento a una grande fortuna, insomma, Sì, dove infatti ti bisonendi. sì. E canto desti di importo un po' sa musica, non c'è tipo sa tua, Mm. questa figura, secondo voi? Un po' sa musica italiana. Un cantautore o le di Andrea, cioè, o le il più grande cantautore che è in Italia. Esti una delle Certo. cose che ascolta, sa? Sì, non Ascolta. tantissimo, ma ho ascoltato da piccinetto, da piccina, però a me metto, a me ascolto Cresa Lemma. Tutto, Bello. ma vago, oppure preferito la buona novella, che mia Certo. mamma mi cantava per farmi dormire, la buona novella. Comunque, sono cresciuto con l'Andrea. A Maronna. Certo. Non riusciria, ma mi devo immaginare. È normale, no. no? Insomma, non si può cantare in genovese o in certo. tabarchino che non si pensai a su Babbo Manno, che certo. poi pensa a questa musica che vai. Però da una parte che sento un paese forte di Andrea, perché quando incominciò dopo aver o parodi Certo. sono andato sono a Sena e mi paragonavo ad Andrea sono vuoi fare bel rock questa cosa qui e ho sento un paese perché è difficile, È troppo umano, è troppo umano, è troppo grave, certo. quando mi dico te somiglia a Fabrizio di Andrea
Grazie, però sento veramente un paese grandissimo da questa cosa qui. Beh, penso che sia da lì ci potete certo. de sonai Certo. de cantare in tabarchino. Però per me che a Uge le simile, insomma, Su dono de voci è lo cusso. so, però insomma. sento sta cosa, però non è... Dico grazie. Beh, ma esti come te ne hai uno bello paragone. Cioè, no, certo. In senso che a s'accostavo a un artista ai Cimano, ai de importo, poi non c'è tipo questa musica cantata in genovese, ma Certo. pensa questa No, musica in in generale, generale, è certo. una cosa bella, ma poi sei bravo, insomma, quando poi si fai le cose. Devo andare, di voi da sopra sei nato, si pensa su del premio parodi, che è una cosa che tenevo devo e tu. Certo. Mi pare che la musica sta su Mizza sono un videoclip cosa tua, e dove stiamo su questa rubrica videoclip. Su che cammino, su che cammino, ma non è giocato via me raice. 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 Ha! Passo dopo passo, passo dopo passo, passo dopo passo, passo dopo passo, me vesto e vado a pigiare quello che mi aspetta. È giù solo respiro, è giù solo respiro, è giù solo respiro. Tu sei a vita nel mondo Paole, tu sei a vita nel mondo Paole, tu sei a vita nel mondo Paole, tu sei a vita nel mondo Paole. Aspetto con ansia, ma non me la merito. Passo dopo passo, passo dopo passo, passo dopo passo. Il fuoco brucia davanti a me, il fuoco brucia davanti a me, il
fuoco brucia davanti a me. Il fuoco brucia davanti a me. Ancora in Fuedos e Sonos, ancora in compagnia di Alessio Mura, ancora in compagnia di Matteo Leone, Matteo e di André, e Tabarca, e Peggi, e Bologna, e Casteddu, e... Ma ita depi te, un artista in sa valigia cosa sua, itanno poi da mancare mai in sa borsitella del suo viaggiatore, del suo musicista, chi viaggia da? Shurti, cioè andò a viaggio, o viaggio, o viaggio, o viaggio. Non è la cosa più importante, non è importante dove te vai, ma Viaggiai. Ti piace da viaggiare in mari? Cioè, se sono che piga da sa barca e bessi da mare, o no? Cioè, go a barca, un video vero, musicale, bravo. una barca. E quindi è bessi a mare. Sì. Non sono stato sin da piccinetto, mio babbo faceva l'istruttore Ah, e ecco. vaila. Ecco. Sin da piccinetto sono stato a barca. Oh, sei il primo che intervisto, che de tutti scrivi a intervistare, No. che ci andai con sa barca. A me piace tanto. Quindi prenotavo un giro su. Quando ti vieni a cadere, Mi reso che a me su mare mi piace più su questa spiaggia. No. E mi piace andare su te mare, No. però in barca non si usa No. amico su me da questa barca. No, mi piace. Su viaggio esti de importo poeta. Viaggiai è bello e de importo con un musicista poeta. Perché te schiangia la mentalità. Se te piace a cosa, te schiangia tantissimo. Te fa magari, te pensi a mia vita le sta qui, è più meglio. Ma te vanni in Giappone, Sì. e ti vieni, ma è strano sta qui, magari o è meglio sta cosa qui. Comunque, te mette d'un mondo, ecco, sta cosa così te mette d'un mondo. Ti vai di conosci il suo mondo, ti vai certo. ti vai di cosa che mancai, c'è anche ci sia da Sarrezza, anche ci sia da su web. E c'è un mondo che te fa e c'è come se diventa più grande. Io penso Vince che su viaggiai esti Vince sa una maniera accanto a me da questa collaborazione. Vince sa collaborare con un artista sa esti una maniera di viaggiare, no? Certo, diventa certo. artista sa di accanto, poi Certo. però ognuno deve su mondo cosa sua. Ti piace di questa cosa? Sì, lo scambio di informazioni e cose, la stessa cosa che andò con viaggio a vedere cose diverse, la stessa cosa. Certo, mancai scetti di un'altra maniera Sì. di pensare a un viaggio. O fine. Di tutti i luoghi che hai bio, ci n'è uno che resta in su coro, a parte su che sono, a parte Genova, a parte Samauritania. Già qui. Sì. Ah, tu sei andato quindi? Sono a suonare. Ah, si sono a suonare. Non ti comprendo, ragazzi. No, sono stato a suonare prima do Covid, proprio un mese prima della pandemia. E in cui ti sei fatto? Sei fatto a tour? Sì, tour tutto intorno a Montefuci. Ah. Tante situazioni. E che esperienze stati? È stata bellissima. Sono stato andato senza il mio già qui non fregava niente, insomma, manga, sì, niente, non ho letto anche un cartino, non mi piaceva, non è che sono tanto interessato. Comunque sono stato lì senza sapere niente. Sono andato lì, cioè, ok, non è stato tipo una bomba, tipo Bologna. Certo. È stata cosa. Sì. E come ti ci sei arrivato a suonare in Goi? Perché sentivo il disco precedente, il blues americano, sentivo Upper Swing che mi ha chiamato tramite Enrico Sesselego, ecco, che sì. ho registrato Chico, il disco, comunque sentivo sto zeno che stava lì, allora vieni, organizzo il tour e sono partito. Questa cosa qui. Una cosa strana. Sì. E te adesso parlo di questa esperienza invece, caso che io sono Bologna mi stava a questo, Casteddu mi stava a quest'altro. Niente, è che la mentalità che il mondo è bellissimo, perché tutto è differente.
Dunque, non è importante, ok, me paese, metà di swing, è importante, però il mondo è bellissimo tutto. È questa cosa che è stata questa. A giro adesso Monte Fuji. Certo. Quanto concerto si è fatto? 2 settimane sono stato, dunque 2 settimane ho fatto 9 concerti. Eh. 9 concerti. Insomma, una bella esperienza. Sì. Una bella esperienza. Sì. Ascolta, poi te è differente questa cultura. E te questa cosa proprio differente che hai sagattao. Su papà, sì, certo, mangiole di vero, ma mangio a cosa ci strona i grilli. I grilli? Certo. Che lei salta insieme a tipo buttorga, sembrava buttorga strona. O lei come mangiò buttorga però croccante. Mi piace mangiare, insomma. Certo. Comunque la cosa che mangio poi hanno in bagno perché ho cesso le strano che ha musica dentro il cesso. C'è essa musica? No, un bagno è dentro che ti puoi selezionare musica. Dunque, No. Questa è una cosa spantosa. Un musicista vuoi? Certo, c'è di un bagno con musica. Vabbè, cazzotto, insomma. No, però è leggero come te cosa. Poi magari Graccasa e c'è una canzone di Matteo Leone. Certo. E poi adesso questa cosa più bella. Ti mangi singuia. No! E poi cosa c'è strana? È stato a polizia. Poitta. Sei dei pullosco, no? Occidentali. No. Cioè, da altri comunque la polizia non è che te fa qui comunque che rispetto, che la divisa. Lì sembrava, non so, tipo i steward dell'aereo. Sì. Sì, con i guanti e fava così, prego, non che a Puia della Show, per esempio, non che Puia come in Africa, Certo, che diventi mezzo imbusciato. no, non che niente, comunque a polizia le così, insomma. Okay. Ascolta, come ti vianta i giapponesi come pubblico? In senso che quando si sono Stranissimo. spunta accostauso. Sì, no, ho fatto anche. Sì, però è strano perché non sono abituato a musica improvvisata. Dunque, o blues, un tipo free jazz, non che è proprio mentalità di improvvisazione, ok? Dunque, per il jazz proprio tradizionale, dove ha tecnica, Certo. dunque, un metal, lì mi piace tantissimo. Sì. Però dove ha improvvisazione, la mentalità è diversa. Non ti proprio questa cosa già pronta e vedessi sì, mi fa questa cosa qui è un più bravo del mondo ma solo sta cosa qui. E quindi insomma l'improvvisazione non è cosa. No, mi piace il concerto, però è sempre così, insomma. Vuoi che tu girti? Sì, sono strani, certo. Come che tu sei down, Sì. no? Certo. Ascolta, a parte sul Giappone, ci fu un teatro, un logo su cui sei andato già a suonare in Europa, con a dentro maniera di girare un vaghetto? Sì, no, sono stato do nord, In noi? Norvegia. Poi sono stato. Di tu su Sciovera sei proprio 1-1 il logo, sotto il logo particolare. Ma la prima volta che intervisto che l'Incono che è stato in Giappone e in Norvegia, quindi non mi immagino. No, in Norvegia sono stato insieme ai Don Leone. Certo. Don Leone abbiamo vinto un altro festival, sono andato a rappresentare dapprima a blues italiano in Norvegia e dopo in America sono andato a suonare, comunque presentò blues insomma, quindi sei dentro maniera di girare sul logo. Certo. Dedotto questo logo su Masina, su Giappone sì, è pregio, no? È Sì. un logo che avarra da quelle diverse, differenti, no? E invece sa Norvegia, come te stetti? A me io amo black metal, questo posto magnifico. È sul logo cosa sua. In questo Perfetto, black metal è come su festival bar e no. Esatto. O paese se chiamava Hell, come inferno. Hell, proprio. È sul regno del black metal. Noi siamo, però che è troppo freddo. Ma se sono in Sierro? No, certo. Anche a se no. Quindi
Friday Man. 30 a sotto del zero. No, 30 no, però 20. Ah. 20. E in cui questa reazione, vabbè, ci sono No, blues. no, il Due Leone In che cui- poi ho fatto The Number of a Beast. Beh, quindi insomma. Un paese perfetto. Vabbè, si stanno in nome in Sì. soro. Sì, Sì, questa sì. cosa del black metal in effetti da Pobia che in Norvegia anda. Non che altro da fuoco, è Friday, che Knife. Si serra in saletta a certo, suonare, no? certo, Ma- io pensavo, wow, fago a Girò, però che tanta. non c'è troppo- tre, troppo prisa. tre maitre del Knife? Ok, sono state insieme a Donato Certo. dentro l'hotel, guardo la televisione e basta. Non ho fatto un Concerto, sì. certo. E poi invece questa esperienza americana? In America è stata un'esperienza grandissima, però quando sono stato lì, bella, perché sono da vita, andò in America, suonò in America proprio la cosa più A voi suonavo? In che città? ho un festival dentro Memphis, Ah, beh. però Quindi posto blues. esatto. Sta Mecca. Esatto. Però sono in altro paese, si chiama Clarksdale, poi sono andato giù a sud a New Orleans. No, sono Un bello giro di cielo. Certo. E come te stai andando a suonare su blues in America? Perché tutto in Memphis, che è un luogo in su blues è Nashville adesso. È stato che a un ritorno ho fatto il Rage. Perché mi sono sentito strano, cioè sono da Cadeseda, anzi non da Cadeseda, da un posto più piccinetto da Cadeseda. Casezzeria? Cusorgia, una Dove frazione. suonare? Con Sorgia. No, ma perché non ha senso fare musica americana. Fago mea musica. Dunque, questo viaggio in America è stato fondamentale. Avete i soldi, Sì. una cosa lì. Cioè, Quindi, non ha senso fare la musica negra americana. Io non sono negro, sono bianco, sono da Cadeseda. Non ha senso. questa cosa è particolare, nel senso che de un viaggio a scopretto si identità di Sì, è sì, vero, sì, su questa sì. cosa si sente, no, ogni tanto succede. Sì. Medotta se succede simpressi, E col contrario. sa fotti da questa stessa passione con una cosa, Certo. in un luogo e appo connotto, Mm. a me è successo, vabbè, non sono quindi non faccio altra cosa, però quando sono stato in New York andavo in il logo se noi nasce sul rap e quindi appunto noi in cui proprio è stato un logo Queens, bravo, cioè comprendisi sa qualità, comprendisi sa nascita di una cosa, di una cultura. Invece in questo caso cosa tu si impressi? Se tornavo a sapere i suoi cosa no. No, se lo fago blues africano. Perché vengo da là. In questo caso cosa tu è perfetto. Insomma, africano, mediterraneo, insomma. Ascolta, quando sei arrivato in Gui, ti dava tasta Icci, cioè se sei arrivato in Memphis, ti dava tasta sta musica, finza di New Orleans, forse sicuro che deve usare, questa musica in ogni luogo in New Orleans, no? No, anche troppo. Meda pure, vero? Ti dava tasta Icci o No, cioè nel senso che è tanto razzismo, tanto, che non si parla, però che è una sorta di apartheid anche nel paese solo negri, solo gianchi, insomma, non è proprio bellissimo un posto. È peggio di canto, penso sì. De canto videos in televisione. Sì, poi il sud è proprio povertà, che ha diversità, che a casa che sembrava mamma ho perso l'aereo, che cosa bellissima, a fianco che è un negro che si fa del crack, ma così. Sì. Non so, poi è un festival che ha tutti i gianchi, sono una band di negri. È un blues, cioè, questo è blues tutto senso. Poi un Memphis è proprio la swing, le percentuali più negri che gianchi. Dunque, penso che ha una situazione diversa, invece no. E mi sentivo no.
Non ti piace, non ti piace. T'avete sta un'altra cosa, Sì, no? sì. In sul luogo in cui nasce su blues, Sì, sì, t'avete sta sì, un'altra cosa. sì. Quindi di senso che tu disinnamorare una Sì, no, cosa ascolto, sono un po', Certo. però... è un altro blues su chi vai. Sì, però preferisco fare questa cosa qui. Ma è più vicino a me come artista, insomma. Certo, pizza come te operi, nel Sì, senso, sì, la identità di sì, cosa sì, tua, è sì. normale, è giusto, è giusto, è giusto. Sito Rosa Flimai, ancora vago vago e appunto Sito Rosa così che sta regionale. Sono tenendo 20 anni, non si è mai rotto su palco, poi 15 anni e in 2 mesi si è rotto 3 volte su palco, poi accanto a Oculus e House e alla fine in caso noi cammino e ci arro. Quindi non è una cosa simpatica a me, ma poi meta gente arriva a me BND che non ci vede più cantanti su palco. Ancora voi due sono su, ancora Regionendi con Matteo Leoni, insomma, su vuoi dare de meda, de tutte cose che si entra a conca, commenta sempre in Isa regionale che faccio, ma pizza de blues, de commenti andai in sul logo, in su gali, su blues, Nario se nasce, Certo, diventa un manno, certo. è diventata una musica universale, perché su blues è una musica universale. Sì. Poi ogni blues è differente, mo su blues cosa tu esti? Su blues a parte De Calasetta, Tabarchi. non vita adesso deserto ora. Poi facciamo Tabarca Blues. Tabarca Blues, bravo, ecco. Volevo- È bella questa cosa. Ascolta, quando tu tenisi un conticetto, che è una cosa de particolare che ti succede, andasi contato già in Metasa, e su Giappone, e su America, e su Norvegia, c'è una cosa che ti succede, una cosa spantosa. A noi si piace sempre a comprendi, a ascoltare i conticetto, so che manca i punti spaziosi sopra. Sempre in America, ma era no. guidavo a macchina e sono arrivato e sentivo le sirene da polizia. Comunque, mi fago così e arriva a macchina velocissima a destra e poi a sinistra e se virano tutti quelli che ha dentro e che ha passamontagna e mi fa un gesto uno che non posso fare perché che naive me è stato in America guido così come un vegetto vabbè, no, certo. e io ero in mezzo a sta rapina. No! Sì, mi sono stupito con la macchina che Cioè, praticamente così praticamente uno delle film. arrivavo in America questa cosa qui è stata Come ti stai tu questa cosa di uno delle film che hai visto? beh, America è strana perché te stato, te guardi il film, telefilm, è la stessa cosa. Sì. Te già stato. Ecco, bravo, questa cosa è Te già stato, vero. mi sono trento un È film. È vero, questa sensazione che tens sì. quando arriva a mancare, non ti che sei andato a New York. No, me manca. Però che andas a New York, Wow. sta cosa dopo è questa, bessi dessa metropolitana, anzi, sa suso, e intesi, sirena sa sempre. E poi bisi, logos, questo da Puggebiu, questo da Puggebiu, questo da Puggebiu, è tutta Ici, no? È uno delle film. È uno delle film. Insomma, un conticetto, una rapina. Quindi sei sazziccato. Tanto, anche perché mi ha fatto ti con un passamontagna, insomma, che non è stato bellissimo. Beh, dovrei, certo, di Nazicca, è normale, è normale. Ascolta, tu non si pensa su un altro conticetto di si contare, anche un'altra cosa che succede. Sul logo più strano in noi a sesonao. Più strano. Forse... Cinna metal, a parte su black metal norvegese. Quello, no, magari già qui è stato un posto strano, che mi sono arrivato e sticchiero tutti appassionati di musica irlandese. In Dunque, Giappone. mi sono... Punti sempre più strano. Non ti punti per sentire bene. e mi sono trovato a suonare musica irlandese, canto in giapponese, con queste persone che sono vestiti come irlandese, però erano giapponesi. No. È una situazione strana. Ci punti pizza da gusto su che avanti su canto a tenore giapponese. No, quando mi conosci? chiamavo i tenori di Tokyo. Bravissimi, bravissimi, proprio appassionati della cultura sorda. Proprio
sono dentro la cultura Sì. Sì, che ho anche un ristorante, se chiama Montones, mi sembra. No, ma dove devo suonare? Non è che Vanno lì a suonare, canto musica proprio E fonti quattro appassionati su... che tra i 5, sì, 6 sono. Tutto appassionato del canto a Ma tenore, tanto, anche... bravissimi. La differenza è che è donne che cantano. Ah, Però bellissimo. lo fanno. Ti piace di questa cosa giapponese, questa musica Sì, de sì, fora, sì, no? sì. Sì. Non era mica si cantava pizza su karaoke. No, perché però- no, per te spiegare cosa. Da Gnotri il karaoke è diverso, non ti vai al bar e go karaoke, ok? Certo. Lì go il posto che fa solo karaoke. Questo è una cosa seria su karaoke. Certo, te go karaoke ti prendi una stanza da solo, o a 2, 3, però ti fa da solo tipo un appartamento, sono tanti appartamenti piccinetti, ok? E ti metti lì e ti Canta, sa. Comunque non è diverso da Certo. cioè, No, io sono quello è soprattutto tanto inventavo cosa professionista, professionale. è professionista del karaoke. Professionista su questo karaoke. Certo, Tanto certo. inventavo questo. Certo. Tanto di più lo fai. Bella questa cosa, mi piace. Questo viaggio in Giappone, Hollandai devo ore in No, Giappone. Vani. Prima però andando in Norvegia mi piace su Black Metal. Certo. Ascolta, bene usa altre cose, insomma. A quali progetti si traballa in questo ultimo tempo? Allora, che scrivo canzoni diverse, comunque, nuove canzoni. E poi non so, che forse ho adustarlo, perché mi piace tantissimo a parte sorda, me parte non solo tabacchino, canto, studio canto a tenore, canto a concordo, dunque mi piace tantissimo a parte sorda da musica. Dunque non so, ma il prossimo fa un sordo. Certo. No. Sardo dove è, sa? 10. Dai, adesso fa perché No, te parlo, ma cioè, lo comprendi, ma fuori pago. mari. a Santa Teoghesa, dunque ciuccolo, su ciuccolo, è vero. Che poi è tutto su sul, sa, no, adesso certo. Doppia L. Certo, tutta questa cosa. Tu scesi che adesso sono mettati sul città. No. Mamma è Gibaia, di Giba. quindi insomma. Dunque, un bacio. Quindi insomma, ma che tutto tempo stavo sardo mio che mi misturavo. E se no, prima, quando vi ho rendi o arroghetto dessa intervista, su vuoi dare, usa accennare, una cosa su premio Parodi. È una cosa di importo in suo percorso cosa tua, o no? Certo. Poeta è il premio da World Music più importante d'Europa, dunque è stato importante. Chi ti è cambiato adesso premio Parodi a... No, questo pre-premio Parodi e post-premio no, Parodi? a parte i concerti, ma a me le cambiò la consapevolezza che un tabarchino, che un progetto, un mio progetto, un tabarchino, le funziona. Poteva funzionare. Yeah. E funziona. Non funziona. Quindi da cambiato questa cosa che poi ho suona a popolarità anche di nessuno, insomma, ok, questa cosa che è importante, però la cosa più importante per me carriera da artista è questa cosa qui, la consapevolezza. È un bello premio, si salutavo su Pizza Ses Amigos, sus organizzatori, insomma Elena, Pizza sempre. Valentina che appunto che questo premio tanti pezzao, a parte quando intras into questo mondo del premio Parodi, torras a comprendi, vinzas s'importanza di Andrea Parodi. Quanto stati importanti? Sì, da poco notto voro Andrea, quando via Pitticche, dove essere suonato un altro gruppo, e proprio connotto di persona, e quindi, insomma, però poi, quando intras questo premio, comprendi su valori di questo artista. Sì, Poi voi pensi fare questa canzone? certo, no? mica ho scoperto a musica di Andrea Parodi su lista da grande. Anche quando in Tasenda ascoltavo metal pesante. Non ti avevo preso non era. Non te ne stato proprio sul disco in playlist. Insomma, sono stato già altra musica, però ho scoperto da più grande un solista è bellissimo, ma io cantavo Sone Anima, che è il canzone
da molto grande, più bella che una canzone. Sì, isso che da una persona da importo un grande artista. Poi che è stazione inversa, nel senso sordo che è originario da Zena, che cantava da più grande a Zenaise, insomma, Certo. ho scoperto questa cosa qui che non sai. Sì, 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 no, isso è proprio una persona bella particolare, una cosa, insomma, una persona da importo, torna tutta questa cultura sarda. E poi Fizza sa posta world music, in senso che a Mannofi ha fatto cose bellissime, Sì. bellissime. Devo ti torno grazie per essere stati ospiti Grazie. di questa bella puntata, mo' ascoltato su live cosa tua, Certo. insomma, nulla, me lo auguro su vostro benitori. Matteo Leone. Grazie. Finge senza raggio, finge che sei scura, finge sei scura, finge un mo', o vanni con me che te porto. Sorti d'un magazine, senti una notizia, entriamo da parti, non conosco, oh vanni con me che te porto, oh vanni con me che te porto in mo'. Ganova che te porta lontano da terra che mi sciusa, anche se t'amo anche a famiglia t'ami da lontano, lo sguardo del tuo figlio, del tuo figlio. Vanni con me che te porto se scappa da guerra nudi te padrin de na terra moia via a morte prigionieri che in cadene un te grande cuore te fermato il cullone. Vanni con me che te porto in mo'. A me podes scordar-se tudo como passava, tudo como suportava. Figli del mo', ricordati.